Michele Catanzaro, Antonio De Luca e Ismaele Lavardera, rispettivamente capogruppo al Parlamento regionale del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Sud Chiama Nord, hanno definito vergognosa, indecorosa e assurda la presentazione in piena campagna elettorale dell'intesa, un piano, quello finanziato dal governo centrale con le opposizioni, dicono di aver ricevuto a mezzogiorno della giornata di ieri, 4 minuti prima dell'inizio della conferenza stampa di Giorgia Meloni e di Renato Schifani. I deputati denunciano anche una serie lunga e insistente di telefonate partite da Palazzo d'Orleans all'indirizzo dei vari sindaci della Sicilia per assicurarsi la loro presenza alla cerimonia del Teatro Massimo. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, spiega Lavardera, ma siamo di fronte a una sorta di voto di scambio legalizzato. Hanno precettato i sindaci per partecipare all'incontro. Abbiamo appurato che sono partite chiamate dalla batteria della regione per arruolare gli amministratori. Nel piano inviato per email con forte ritardo ci sarebbero solo le macro aree con importi generici. Hanno eluso la legge, dice Antonio De Luca, trasformato i soldi che l'Unione Europea deve alla Sicilia in una becera campagna elettorale nei comizi, trasformando ancora una volta un diritto in una promessa. Contro la presa in giro del governo Meloni, che tra un comizio e l'altro all'interno della campagna elettorale trova finalmente il tempo di fare ciò che doveva fare da mesi, ossia sottoscrivere l'accordo di programma più importante d'Italia. Lo fa sotto elezioni, poco prima del voto, probabilmente perché vede in Sicilia i dati del sondaggio che vedono il Movimento 5 Stelle come primo partito in Sicilia, e in secondo luogo lo fa prendendo in giro l'intero Parlamento, tant'è che hanno mandato 5 minuti fa l'email a tutti i parlamentari in cui indicano i finanziamenti che saranno sottoscritti all'interno di questo accordo di programma. Fortunatamente i siciliani non hanno l'anello al naso come forse la Meloni crede.